Sole, avrei bisogno anch'io poi un po' di ombra. Ok, credo sia tutto a posto. Un giro di ricognizione per i primi passi. Si accendono i motori. La macchina fotografica poi partirà la gara 1 per la categoria primi passi. Intanto rinnovo l'invito a presentarsi al preparco per tutti i piloti della categoria Primavera e Pulcini. Primavera e Pulcini al preparco. Angelo Brugnaro nella prima gara. Si stanno allineando in linea i piloti della primi passi. Ancora pochi istanti. Ancora pochi istanti e poi il direttore darà il via alla prima esibizione dei primi passi. In prima posizione partirà Leonardo Spagnosi, Lorenzo Girardi, Mauro Pelletti, Samuel Rigo, Veronica. Attenzione, stanno per partire. Scattano ora i piloti dei primi passi, parte bene Leonardo Spagnoli, chiude subito. Tamburello 1, dietro di lui Lorenzo Girardi e Samuel Rigo che attacca Lorenzo e la Tamburello 2. Non riesce a passarlo, si prende già un po' di margine in prima posizione. Leonardo Spagnolo e poi Leonardo Girardi, Samuel Rigo, Mauricio Pelletti, Veronica, Virgilio e Luca Del Zotto. Ce la fa all'ingresso, qui Samuel Rigo ce la fa a passare. Racchiusi in 2 decimi di secondo. Intanto abbiamo i piloti della Primavera di Pulcini al preparco. Ha già preso nel frattempo un buon margine di vantaggio Leonardo già mezzo secondo di vantaggio sul pilota numero 7 Samuel Rigo. Ora si traguardo Luca Del Zotto. Per entrambi i piloti in testa alla gara. E dopo pensavo che un'altra roba stavo lì, ho visto che il trofeo qua, l'ho fatto.
guardo qui un altro giro. È abbastanza ampio il vantaggio che ha su San Marino, può correre e amministrare tranquillamente. Che separano il nord appena doppiato Luca Bezzotto per il terzo posto per la variante bassa che dall'attacco al tamburello 1 ma chiude bene Lorenzo Girardi, chiude la traiettoria su Mauro Pippelletti che non riesce a trovare lo spunto per passare il pilota della DM contro GRC in lotta per il terzo posto anche Veronica, Virgilio che lascia spontaneamente spazio ai leader della classifica. Siamo in rigo, Lorenzo Girardi e Mauro Cippelletti in lotta sempre, continuamente per il terzo posto. Dal pilota della GRC, intanto sono 3 i giri al termine. Cristian, arriva a 6.000 giri? Com'è? Arriva a 6.000 giri? Sempre Leonardo Spagnolo, passa nei primi passi, libri che può resa del video Veronica Virgilio che lascia spazio alla curva del tamburello 2, un giro al termine intanto impegnato in fondo al rettilineo opposto al traguardo incontrando il traguardo il secondo pilota Leonardo Spagnolo alla variante bassa. Dalla partenza per Leonardo Spagnolo non ha avuto avversari in grado di impedire. Sta in campo, è arrivato ora alla variante bassa Samuel Rigo con il numero 95.